Possiamo iniziare questa conversazione, questo convegno all'interno dei ritratti e testimonianze dell'Italia civile che oggi dedichiamo ad Argentina Bonetti Altobelli, una grande figura di sindacalista, di politica, esponente politica socialista dell'inizio secolo, nel Novecento, a parlare della quale abbiamo invitato, la ringraziamo di cuore, la professoressa Silvia Bianciardi, che ha dedicato ricerche approfondite su Argentina Altobelli. Cito per tutti il libro Argentina Altobelli e la buona battaglia, pubblicata alcuni anni fa da Franco Angeli, e che si inserisce in un'attività di studio della professoressa Bianciardi, che ha indagato anche persone collegate e connesse alla figura di Argentina Altobelli, come Camillo Prampolini, con un volume di Camillo Prampolini, costruttore di socialismo, e Alessandro Schiavi, lo studioso, il politico e l'amministratore. Argentina Altobelli è stata la prima componente, dico solo due cose, ma poi passo alla professoressa Bianciardi, la prima donna componente anche della direzione nazionale del Partito Socialista, ed è stata una grandissima sindacalista, avendo dedicato non solo tutta la vita a questa attività, ma avendo anche costituito, essere cofondatrice del sindacalismo sia nella vicenda prodromica, quella che sarà la CGIL, sia per quanto si riferisce alla Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra. Infine, lo dico solo e chiudo queste pochissime parole, infine ha avuto un'influenza anche nella normativa concreta di tutela dei lavoratori delle terre, delle donne e dei fanciulli, partecipando a commissioni governative. Non era né poteva essere parlamentare, ed in effetti si impegnò anche molto per i diritti delle donne, tra i quali diritti c'era il diritto anche di voto, appoggiando la proposta della Curcio. Detto questo, quindi, per iniziare questa che auspico sia poi una conversazione, do subito la parola alla professoressa Bianciardi, ringraziandola ancora, e perché introduca lei la figura di Argentina Altobelli, sulla base della quale poi introduzione e illustrazione spero che si apra un dibattito con domande e riflessioni. Professoressa Bianciardi, a lei. Grazie, io vi ringrazio innanzitutto moltissimo e ringrazio anche l'Istituto Friulano per la storia del Movimento di Liberazione per l'invito e per la partecipazione a questa iniziativa. Diciamo, la Argentina Bonetti Altobelli si segnala sicuramente come una delle figure femminili più significative della storia italiana. Soprattutto perché, appunto, come ha detto lei prima, per quasi 20 anni fu alla guida della Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra, che fu il primo sindacato, la prima organizzazione sindacale a carattere nazionale che si costituì in Italia. E questa costituzione avvenne nel 1901 a Bologna. Argentina Altobelli visse praticamente tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, e fu certamente una sindacalista, ma fu anche una pubblicista, una sostenitrice della causa dell'emancipazione femminile e dei diritti della donna, ma prima di tutto fu appunto una militante socialista, perché questo prima di tutto lei stessa si considerava. Era nata a Imola nel 1866 da una famiglia liberale di forti sentimenti patriottici. Da nubile appunto si chiamava Bonetti, ma dopo il matrimonio che avvenne nel 1889 si presentò sempre con il cognome del marito, che appunto era Abdon Altobelli,
che era un letterato, un allievo apprezzato di Carducci, autore di romanzi sociali e di novelle, con il quale praticamente costruì un rapporto, diciamo, che potremmo definire moderno, di complicità sentimentale, ma anche proprio di condivisione ideale. Altobelli dapprima diciamo, si formò da autodidatta, giunse al socialismo attraverso il mazzinianesimo, nacque a Imola ma fu allevata a Parma dalla famiglia di uno zio paterno che la avvicinò anche alla militanza socialista e appunto aderì al socialismo in qualche modo conquistata dall'opera di Andrea Costa, ma soprattutto individuò nel riscatto dei lavoratori della terra e soprattutto delle donne dei campi, che lei appunto definiva le diseredate fra gli oppressi, il movente proprio della sua adesione al socialismo. Fu appunto tra queste lavoratrici sfruttate fra questa diciamo, umanità sofferente che appunto con gli altri compagni socialisti della sua generazione, quelli che poi furono definiti i cosiddetti pionieri e apostoli del socialismo, che si impegnò in una intensa opera di propaganda, di predicazione del verbo socialista, concretamente di divulgazione, di vera e propria divulgazione della dottrina marxista tra lavoratori, e si impegnò anche in un lavoro di creazione materiale delle prime strutture organizzative del movimento sindacale, ma anche del nascente Partito Socialista Italiano, che proprio sul finire dell'Ottocento si costituì, diciamo, in un intreccio costante con le organizzazioni del movimento sindacale. Il suo apprendistato politico si svolse proprio all'interno di queste multiformi istituzioni del movimento operaio in formazione, perché nel 1890 divenne presidente della Società Operaia Femminile di Bologna, nel 1893 fu tra le fondatrici della Camera del Lavoro di Bologna e poi ancora già a partire dalla fine dell'Ottocento e soprattutto con l'inizio del Novecento avviò un'intensa e assidua attività di pubblicista, scrivendo su periodici socialisti importanti. Per esempio, a partire dal 1901 scrisse sull'Avanti, che era appunto il periodico ufficiale del Partito Socialista, poi scrisse per la difesa delle lavoratrici, ma soprattutto per la Squilla, che fu il giornale, la voce ufficiale della Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra e anche della Federazione Provinciale Bolognese Socialista. Quindi già esperta, si può dire, organizzatrice e propagandista, prese parte al congresso di fondazione della Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra, che si svolse appunto, come dicevo prima, a Bologna nel 1901, che in prima battuta elesse un socialista mantovano, Carlo Vezzani, come segretario. Di fatto l'Altobelli entrò fin dall'inizio nel consiglio direttivo della Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra e subentrò già di fatto dal 1905 alla segreteria dell'organizzazione, subentrò appunto a Vezzani, proprio grazie anche all'importante lavoro di direzione e di propaganda che aveva svolto nell'ambito della Federazione Provinciale Bolognese dei Lavoratori della Terra e si era costituita nel 1902 aderendo subito all'organizzazione che si era creata in ambito nazionale. Poi nel 6 assunse ufficialmente la carica di segretaria della Federterra. Poco dopo, appunto, come ricordava anche lei, fece il suo ingresso nel consiglio direttivo della Confederazione Generale del Lavoro che si costituì a Torino nel 1906, appunto, e che fu presieduta da un'altra importante figura del socialismo riformista, Rinaldo Ricola. E, nel 6, diciamo, fu consacrata anche nel ruolo di dirigente nazionale del partito, perché il nono congresso nazionale del Partito Socialista che si svolse a Roma la nominò tra i componenti della direzione del partito, incarico che non fu episodico per lei, perché le venne rinnovato anche nel 1908, quindi dal Congresso Socialista Nazionale del 1908 e anche nel 1910. Un altro anno importante, un'altra data importante nel suo percorso biografico e politico, diciamo, è il 1912,
perché durante questo anno appunto ebbe la nomina in qualità di rappresentante del lavoro agricolo tra i componenti appunto del Consiglio Superiore del Lavoro. Questo importante organo consultivo istituito dal governo Zanardelli nel 1902 presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, con annesso ufficio del lavoro, dove si può dire che diciamo, la concertazione tra le diverse rappresentanze del mondo del lavoro fece un po' i suoi esordi e all'interno infatti di questo organo che furono approvate le prime leggi sociali, le prime garanzie del lavoro che furono, fu difficile mantenere e far valere soprattutto nelle campagne. Un po', diciamo, questo organo rappresentò un primo spazio di confronto tra le rappresentanze del mondo del lavoro, quindi fra datori di lavoro e tra rappresentanti dei lavoratori, che si aprì nella compagine statuale. E quindi fu diciamo, un'esperienza importante perché stabilì proprio una sorta di riconoscimento istituzionale del mondo del lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori, appunto, che proprio in quell'avvio di Novecento ebbero un grande sviluppo anche in coincidenza con la svolta liberale di inizio secolo. Ehm, diciamo che nel corso della sua vicenda politica fu sempre vicina alla componente riformista del partito, quindi molto vicina a Filippo Turati, a Anna Kulishov, appunto a Camillo Prampolini e anche diciamo, dopo la Prima Guerra Mondiale e l'esperienza diciamo, della rivoluzione russa che tanta influenza esercitò e tanta diciamo, conseguenze ebbe sui destini del movimento socialista operaio in tutta Europa. Appunto consumatasi la frattura con i massimalisti, quindi la divisione, la scissione con i massimalisti appunto del Partito Socialista Italiano, seguì Turati, Prampolini e gli altri riformisti, lasciando il Partito Socialista Italiano nell'ottobre del 22 e aderendo al Partito Socialista Unitario che scelse appunto Giacomo Matteotti come suo segretario. Rimase segretaria della Federterra sostanzialmente fino diciamo, alla affermazione del fascismo, quindi fino al 1924 e il 1925, e con il fascismo, diciamo ormai anziana, si allontanò almeno apparentemente dalla politica attiva, anche se mantenne poi dei legami con alcuni dei suoi compagni. Fu sempre però sorvegliata dal regime fino alla sua morte, che avvenne nel 1942. E, a Roma e insomma l'Altobelli praticamente trascorse i suoi ultimi giorni con la ospite della figlia di una dei suoi figli, insomma della figlia Trieste, in compagnia delle nipoti, svolgendo, diciamo, trovandosi anche a vivere in condizioni di disagio dal punto di vista economico. Ecco. Non riuscì a vedere l'Italia libera dal fascismo e insomma a vedere l'Italia tornare alla libertà. Ecco. Questa è un po' una presentazione sintetica, diciamo, della sua vita, della sua attività politica e sindacale. Una cosa, ecco, mi preme sottolineare che la Federazione Nazionale Lavoratori della Terra fu una realtà veramente significativa e fu anche un'esperienza originale italiana, perché agli albori del Novecento questa realtà organizzata, rappresentata dalla Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra, non aveva uguali in Europa. Cioè solo in Italia praticamente esisteva un sindacato nazionale di lavoratori della terra che proprio dal suo sorgere aveva acquisito quella consistenza, quella continuità organizzativa e di indirizzo che invece fu propria della Federterra. E quindi il fatto che alla guida di questa importante esperienza, questo movimento organizzato di lavoratori tanto straordinario, fosse una donna era anche un sintomo di modernità, diciamo. Il nostro paese si avviava a un cambiamento, si avviava verso la modernità in qualche modo. Non la sento però.
Ecco, adesso ci sentiamo forse, Sì, sì? ora sì. Benissimo. Allora, volevo dire, a proposito del ruolo delle donne, no? Quindi non solo è importante che fosse segretaria della Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra, ma che abbia posto la questione del ruolo della donna, delle donne, in tutta la sua attività. Questa non era proprio scontatissima, come dicevo. Ecco, su questo punto volevo ascoltarla un po'. Sì, diciamo che ehm, diciamo che certamente il dato diciamo, che rende eccezionale la storia dell'Altobelli è legato alla sua, è inevitabilmente legato alla sua appartenenza di genere, perché diciamo, il fatto che agli albori del Novecento appunto una donna si fosse imposta con incarichi di vertice nel sindacato, nel partito, e fosse riuscita anche a varcare la soglia delle istituzioni statali in un periodo durante il quale addirittura le donne erano escluse dal diritto di voto, ma non solo, l'impegno politico per una donna era inconsueto e comunque talvolta anche considerato disdicevole, era sicuramente un fatto significativo. Ehm, quindi la vicenda di Argentina Altobelli si legò indiscutibilmente alla causa di emancipazione femminile. La causa di emancipazione femminile, l'Altobelli la concepì, diciamo, sempre, la impostò quasi sempre in linea con l'impostazione che ne aveva dato Anna Kulishov, appunto sua compagna di partito. Eh, diciamo, lei la inquadrava come momento sempre associato, compreso e non separabile dalla causa di militanza socialista. Questo impegno a favore dell'emancipazione delle donne la vide impegnata da subito praticamente. Ehm, Innanzitutto perché, appunto, come dicevo, il riscatto delle donne dei campi costituì il movente, proprio il primo movente della sua adesione al socialismo. E poi perché proprio uno dei primi impegni a vantaggio dell'organizzazione e dell'emancipazione della donna lavoratrice, appunto secondo la linea tracciata in questo senso dalla Kulishov, fu proprio questo intenso impegno di propaganda che intraprese all'esordio della sua attività a favore del progetto di legge Kulishov sul lavoro delle donne e dei fanciulli, che stabiliva le prime garanzie legislative per la donna lavoratrice, ma anche per la donna nella sua funzione di madre. All'epoca non c'erano tutele, eravamo proprio agli albori del Novecento, non c'erano leggi che proteggessero i lavoratori, erano veramente minime misure di protezione del lavoro. E diciamo, lo sfruttamento capitalistico si esercitava proprio a danno delle categorie più deboli in questo senso, quindi a danno dei minori, a danno delle donne che erano sprovviste diciamo, completamente di tutele. Quindi il fatto, proprio intorno anzi alla propaganda di questa legge all'inizio del secolo, che si costituì proprio un inizio del movimento organizzato anche all'interno del Partito Socialista, ehm, un inizio appunto di gruppo femminile all'interno proprio del Partito Socialista. Questo la propaganda svolta tra le lavoratrici a favore di questo progetto di legge segnò l'incontro di quelle poche, diciamo, militanti socialiste che erano attive nella vita del partito, si contavano sulle dita di una mano. Cioè, c'erano l'Altobelli, c'era la Balabanov, l'Anna Kulishov, ma non moltissime altre, Linda Malnati, ma insomma erano veramente poche. E proprio e si riunivano soprattutto in corrispondenza dello svolgimento dei congressi nazionali. A fianco, diciamo, all'atere dei lavori congressuali, iniziarono a riunirsi le donne per parlare più specificamente della propaganda da svolgere a favore delle donne, della propaganda socialista per conquistare le donne, la propaganda socialista e soprattutto le lavoratrici, perché non si deve, diciamo, dimenticare che al centro, diciamo, della concezione
dell'emancipazione femminile per la Kuleshov c'era la donna in quanto donna lavoratrice, essere diciamo sociale, cittadina e e comunque lavoratrice. Quindi era diciamo, l'Altobelli, proprio in linea con l'impostazione di Anna Kulishov, diciamo, concepì l'impegno a favore delle donne come momento della più generale questione sociale e operaia. E come lei, ad esempio, si richiamò sul tema specifico dell'emancipazione femminile alle argomentazioni che erano espresse dal socialdemocratico, che erano state espresse dal socialdemocratico August Bebel nella celebre opera La donna e il socialismo, pubblicata nel 1883. E quindi si richiamava alla tesi appunto di Bebel della donna più volte schiava nella famiglia, nell'officina e nella società proprio per rimarcare questa diciamo ulteriore condizione di soggezione e subalternità che la donna pativa sia nella sfera pubblica che nella sfera privata. Quindi la donna pativa una condizione di minorità civile e politica, ma anche una condizione di minorità nella famiglia, in ambito domestico e familiare. E l'Altobelli sosteneva che questa condizione di minorità fosse patita soprattutto dalle proletarie, no? Che lei appunto usava delle parole per definire questa condizione specifica delle proletarie, le chiamava le schiave di tutte le tirannie, la tirannia dell'uomo, del padrone e del confessore. Però riteneva che questa condizione di subalternità fosse comune anche alle donne borghesi, alle donne aristocratiche, che erano in quel periodo istruite per lo più nei conventi e quindi alla superstizione, al pregiudizio, erano educate alla civetteria, alla leggerezza, ad essere, per usare proprio le stesse parole dell'Altobelli, delle bambole per l'uomo, senza carattere e senza anima. Queste erano le sue parole. E questo spiegava anche a tratti il carattere anticlericale, ma non antireligioso della sua propaganda, che era diretta contro la Chiesa, diciamo, apparato, cioè la Chiesa che agiva come forza di conservazione sociale, cercando di perpetuare praticamente l'ordine esistente nelle coscienze dei lavoratori, ma soprattutto delle donne che erano le destinatarie privilegiate di questa predicazione religiosa che riduceva la religione a credenza, a superstizione. E quindi si serviva, diciamo, della religione per indurre nelle donne una attitudine, diciamo, di rassegnazione che l'Altobelli vedeva come un ostacolo alla loro emancipazione. E l'Altobelli appunto indicava proprio alle donne due strumenti in particolare per il loro riscatto: l'adesione all'organizzazione politica e anche l'istruzione. Quindi queste erano, diciamo, le due armi che la donna poteva utilizzare per liberarsi, per lottare a fianco dei suoi compagni di classe, ma anche per la propria liberazione personale, come essere, diciamo, per la propria autoemancipazione morale, non solo economica. Ecco, benissimo. Riferendomi un attimo passaggio che lei ha fatto sull'anticlericalismo e quindi sulla Mhm. Chiesa come struttura, ecco, io vorrei chiederle il rapporto non solo dell'Altobelli, ma anche di Prampolini e anche di altri tra socialismo e cristianesimo. Partirei da una frase proprio della stessa Altobelli che spiega la sua scelta iniziale dicendo che la sua, ecco, armonia di pensiero, di fede, di cuori, di fraternità umana, ecco cos'era il socialismo quando lo abbracciai come una nuova religione. Quindi una scelta molto profonda, no? Etica, comunque prima che politica, e quindi qual era conviveva un anticlericalismo contro una struttura, ma anche un rapporto con il cristianesimo o con la figura di Cristo, primo socialista che veniva, no, affermata in questo senso. Ecco, qual era la dimensione, il tessuto culturale anche della formazione dell'Altobelli
formazione politica verso il socialismo con i personaggi che aveva incrociato e quale poi è stato lo sviluppo nella sua vita. Sì, questo in parte questa forma di, chiamiamola di religiosità, forse, intesa anche come fratellanza, come richiamo alla fratellanza umana, derivava un po' anche dalla sua formazione mazziniana. Molti dei socialisti, dei primi socialisti, insomma, dei primi aderenti al Partito Socialista Italiano in questa fase di formazione venivano dalla militanza repubblicana e anche l'Altobelli veniva da questo tipo di ambienti. Lei durante la sua permanenza a Parma, aveva iniziato, se non mi sbaglio, la sua attività politica frequentando un gruppo di giovani repubblicani che diciamo, seguiva l'esponente repubblicano Guido Albertelli. E quindi questo richiamo etico, anche questa finalità etica, educativo-pedagogica anche di tutta la sua attività sindacale, diciamo, veniva anche da questo retroterra mazziniano. Nel 1884, mi sembra, aveva esordito, diciamo, sulla scena pubblica tenendo una conferenza sull'emancipazione della donna proprio nei locali di una società operaia mazziniana. Quindi sicuramente c'era questo aspetto, questa religiosità che poi era anche un po' la caratteristica distintiva del mazzinianesimo. Sicuramente c'è un eco anche insomma, nell'attività e nella propaganda anche di questi primi organizzatori socialisti. E poi appunto cioè, riguardo al rapporto con la Chiesa veniva combattuta appunto in quanto apparato, in quanto gerarchia ecclesiastica che fungeva da supporto alla conservazione dell'ordine esistente. Ma non c'era, diciamo, in questo si ricollegavano un po' anche a quella che era l'impostazione di tutto il socialismo europeo, che insomma, lasciava libertà di coscienza nel foro interno della propria coscienza, si lasciava la libertà religiosa. Cioè, questa era una caratteristica che distingueva tutto il socialismo europeo di questo periodo, di questa generazione di socialisti. Si combatteva la Chiesa come apparato, ma non... Poi, vabbè, nel caso di Prampolini, addirittura in Cristo, diciamo, individuava una vera figura di rivoluzionario e si utilizzava anche molto il linguaggio della Chiesa, le formule, diciamo, del linguaggio cristiano per veicolare i concetti di propaganda socialista. Ad esempio, appunto, questi richiami quando si volevano educare i lavoratori ai valori della fratellanza, della solidarietà, si richiamavano anche le formule della religione, del linguaggio, diciamo, della religione, si utilizzavano i moduli della propaganda, diciamo, della propaganda anche cattolica in qualche modo, no? Prampolini usava anche, per esempio, scrivere questi opuscoli nella forma proprio quasi della parabola, eh, insomma, della predicazione, cioè si riproducevano le formule anche della predicazione religiosa, si utilizzavano delle parole, delle formule che richiamavano appunto le formule e i moduli ripresi dal linguaggio della religione. Era una predicazione a cui i contadini, i lavoratori, gli analfabeti erano spesso abituati, no? Perché insomma, il cattolicesimo era comunque predominante ovviamente nella... Ecco, e poi c'è un'altra componente dell'impostazione poi politica della posizione che aveva preso la politica dell'Argentina Ottobelli, che è la vicenda della neutralità, il pacifismo, quindi neutralità rispetto alla guerra. Mhm.
in questo in linea con Matteotti, in linea non solo, cioè e con la rottura che c'era stata prima con Mussolini, no, che era uscito su quello. Ecco, anche in questo caso mi sembra sia rimasta coerente sulla sua certo. posizione, Sì, che è sì. anche un argomento attuale, no? Sì, Di questo. cioè l'Altobelli diciamo si allineò cioè, a quella che fu diciamo, la linea mantenuta dal partito diciamo, nei confronti dai socialisti, appunto dal partito nei confronti della guerra, la contrarietà alla partecipazione a tutte le guerre, insomma era ehm, eh, cioè, il pacifismo socialista naturalmente aveva anche diciamo, dei fondamenti che si richiamavano alla solidarietà, all'internazionalismo proletario, insomma. Però, diciamo, come i socialisti italiani, come tutto il Partito Socialista Italiano, i socialisti, diciamo, furono contrari alla partecipazione dell'Italia in guerra, ma non ovviamente si auguravano la sconfitta del proprio paese, quindi si attivarono a mettere in atto una serie di servizi di assistenza alla popolazione civile, si impegnarono nel sostenere la popolazione civile, che era quella poi più colpita dai disagi dello stato di guerra. E lo stesso fece anche l'Argentina Altobelli, che si impegnò, cioè cercò di assicurare la continuità della tutela e dell'azione sindacale anche durante il periodo della guerra. Si impegnò ad esempio ad assicurare una continuità dell'importante servizio dell'organizzazione del collocamento, che fu una delle prime dei successi più importanti della Federazione Nazionale Lavoratori della Terra in tempi di pace e poi naturalmente anche durante il periodo della guerra. Cercò ad esempio di attivarsi affinché non si verificassero fenomeni di sfruttamento della manodopera in tal senso. Quindi per assicurare una continuità appunto al servizio del collocamento della manodopera durante il periodo della guerra, cercare di evitare che venissero sfruttate particolari categorie nella circostanza eccezionale appunto della guerra, come ad esempio prigionieri di guerra o comunque persone diciamo più deboli e meno garantite. Ecco. Benissimo. Io vorrei tornare ancora su un paio di punti della Mhm. sua, della biografia dell'Altobeidi, il primo dei quali è quello del fatto che lei sia stata autodidatta negli studi, perché in una situazione Mhm. familiare che non la aiutava, anche perché poi era andata dallo zio, no? E ha dovuto lottare anche per costituirsi una piccola biblioteca che aveva con Sì, sé. No? Ecco, è questo. vero. Ecco. Sì, Quindi volevo un po' un'illustrazione di questa formazione anche proprio ricercata, voluta nella un'età tenerissima, no? Mi ah pare. sì, è vero. Sì, sì, lei si formò da autodidatta. In realtà ci sono delle fonti che parlano addirittura di una sua laurea in giurisprudenza, però questa notizia francamente poi non ho trovato delle conferme, quindi penso che effettivamente non si fosse laureata, però è vero, fin dalla giovanissima età appunto cercava di procurarsi libri che leggeva di nascosto insomma, anche dai familiari che invece non volevano che si stancasse nella lettura di questi libri, lettura prolungata nelle ore della notte. Quindi sicuramente appunto questa importante ricerca di autoemancipazione proprio anche no? Attraverso l'istruzione, attraverso la lettura attraverso appunto la lettura di questi libri, ma sicuramente poi, come riportano anche molte testimonianze, fu importante per la sua formazione intellettuale anche proprio questa complicità e questa condivisione ideale che da subito costruì nel rapporto con il marito Abdon, che era molto più anziano di lei,
che era appunto un letterato, era un autore di romanzi sociali e di novelle e, ehm, e soprattutto direi fu un uomo dalla mentalità molto aperta, perché cioè, con Abdon lei completò la sua formazione culturale, ma sicuramente trovò anche nel marito un sostegno forte alla sua volontà di impegno politico, che talvolta nel corso proprio della sua vita anche vacillò. Per esempio, quando diventò madre, quando nacquero i figli, lei era tentata dal ritirarsi dalla vita politica attiva e fu proprio il marito che la spinse a continuare questa sua attività, questo suo impegno pubblico e politico. E quindi questa figura fu veramente importante per lei. Un uomo appunto moderno perché non esitò mai a sostituirsi alla moglie nelle incombenze domestiche o anche nella cura dei figli, quando la moglie talvolta doveva assentarsi, anche allontanarsi proprio, varcare i confini nazionali per assolvere ai suoi impegni lavorativi di rappresentanza del partito e del sindacato, trovava sempre un sostegno in questo senso nel marito. Questo si vede bene dalle lettere che si scambiavano anche proprio a inizio Novecento, quando per esempio l'Altobelli partecipò a questo importante appuntamento, venne inviata appunto a partecipare a questo congresso internazionale delle donne che si svolse a Berlino nel 1904. E si scambiavano le lettere appunto nell'archivio Altobelli, ci sono queste lettere tra lei e il marito, in cui il marito dava notizie dell'andamento della vita familiare, tranquillizzandola, cioè eh, fu veramente un uomo, un grosso riferimento per lei, un uomo che la sostenne in questa eh, sua volontà di impegno politico. E ovviamente entrambi uniti nella militanza socialista, anche questo sicuramente fu importante, ma diciamo anche il fatto che fosse tra le poche persone incaricate dal partito a muoversi, a lasciare anche appunto a rappresentare il partito anche al di fuori dei confini nazionali. Anche questo era significativo perché evidentemente aveva una sua autorevolezza, aveva una sua, era rispettata, diciamo, e riconosciuta anche come, diciamo, una degna rappresentante della sua organizzazione e anche dell'organizzazione politica che lei appunto si vantò sempre di rappresentare. Lei considerò sempre, ci sono varie testimonianze nelle sue lettere, nelle sue memorie. Lei, sebbene avesse speso la gran parte della sua attività all'interno del sindacato, ribadiva costantemente proprio questa priorità che dava all'impegno di militanza politica. Riconosceva una funzione di primaria al partito rispetto al sindacato. L'attività sindacale la considerava comunque diciamo, un ambito secondario di attuazione del socialismo, mentre appunto la militanza, il suo impegno in militanza socialista lo considerava prioritario. Ecco, questo, e si vede anche in alcuni momenti e fasi del suo percorso politico, quando proprio per rispettare quelle che erano, per non andare contro la direzione del partito, diciamo si astenne anche dall'assumere incarichi che invece riteneva di dover assumere. Ecco, si mantenne sempre fedele a questa. Sì, sì, certo, certo. E svolse come fecero altri suoi compagni una funzione sempre unitaria, pur avendo, Sì, cioè, esatto, evitando ogni scelta di lacerazione, per cui esatto. ne venne poi, i riformisti vennero espulsi, ma non uscirono loro. Mhm. Ecco, io volevo aggiungere ancora una cosa, poi apriamo discussione su chi volesse. Ecco, c'è il suo rapporto poi coerente con, o meglio sarebbe dire contro Mussolini. Anzitutto, comunque va detto che la Altobelli, a proposito dell'autorevolezza di cui godeva nel partito,
venne investita del ruolo di presidente nel congresso del 21, per cui il esatto. congresso della scissione era presieduto da lei, ma poi vi fu, dopo l'omicidio Matteotti, un tentativo di Mussolini di coinvolgerla con responsabilità governative. Lei si Ritirò. rifiutò Sì. sdegnosamente. No? Leggo qui, siccome Mhm. formalmente era un tentativo di rappacificazione, e la sua frase era: la vera riappacificazione è il ripristino della libertà, e quindi non si tratta con chi ha tolto la libertà, oltre a tutto quello che in termini di tradimento lei rimproverava a Mussolini, aveva rimproverato in precedenza, eccetera. Ecco, da tutta questa situazione che rende bene la vicenda dell'Altobelli, ma non può rendere anche l'attività febbrile, continua, no? Infinita per creazione di organizzazioni, no? Di interventi, eccetera. La figura di Argentina Altobelli credo sia anche ingiustamente dimenticata. E che qui io penso che il fatto di richiamare la sua persona tra i personaggi dell'Italia civile, no, di quelle persone che hanno dato al paese, alla formazione, che hanno, no, trasformato, ecco, sì, che all'interno di in questo contesto Argentina Altobelli rientri pienamente, anche se appunto è pressoché sconosciuta. Ecco, Esatto. su questo lei che cosa pensa? Sì, esatto, la sua figura è stata dimenticata e trascurata per lungo tempo, cioè non credo che eh, insomma sia ancora oggi molto nota, poi alla fine, ora negli ultimi tempi è un po' riscoperta. Sicuramente, diciamo, forse hanno influito anche motivi di diciamo, eh, politici legati, diciamo, a tutta una mh, stagione di storiografia nel secondo dopoguerra che era molto, diciamo, fu molto eh, come dire, dominata da un'influenza forse marxista assai preponderante, ecco. E diciamo, sicuramente sulla generazione di socialista, di questi primi organizzatori, di questi fondatori, perché poi furono i fondatori della sinistra in Italia, furono i fondatori delle istituzioni di quelle che poi saranno le istituzioni della sinistra italiana, i fondatori del sindacato, del partito, di quelle che poi appunto sono state, si sono confermate le istituzioni effettive della sinistra italiana, hanno influito anche molto la responsabilità che venne rinfacciata loro della sconfitta in qualche modo. Non aver saputo affrontare, diciamo, l'ondata offensiva del fascismo. Ehm, Poi sicuramente appunto influirono anche ragioni politiche legate certamente anche diciamo da parte socialista nell'immediato secondo dopoguerra. Non ci furono sforzi di recupero di tutta questa tradizione del socialismo riformista. Diciamo, la situazione cambiò, iniziò a cambiare negli anni 70, sul fine degli anni 70, quando si avviò tutta una stagione di studi nuovi ad opera di una serie di istituti culturali, la Fondazione Surati, l'Istituto Socialista di Studi Storici all'epoca, e che riscoprì, diciamo, tutta questa generazione ehm, appunto, di organizzatori, di esponenti politici del riformismo socialista. E poi, vabbè, negli ultimi tempi, con alcuni lavori, appunto, questo personaggio è stato
è stato recuperato, però è un personaggio appunto importante che insomma è un po' strano effettivamente anche all'interno, per esempio, delle organizzazioni sindacali della CGL, erede della Confederazione Generale del Lavoro, insomma, appunto quella di Rigola, eccetera, eccetera, si sia riscoperta solo negli ultimi tempi, ecco. È un personaggio importante, anche appunto, come ha detto lei, che ha mantenuto anche una sua coerenza, diciamo, nel suo impegno politico e sindacale, di grande levatura che è stato per tanto tempo sostanzialmente oscurato e dimenticato, ecco. Però io penso che siano motivi anche legati alle circostanze politiche, poi molto sicuramente ha influito anche, insomma, il cambio che c'è stato con il crollo nel 1989, appunto, di tutta una visione, ecco, che Ecco, ha io portato a vorrei, recuperare certi campioni del socialismo democratico, ecco. ecco, io vorrei chiedere a questo punto se ci sono interventi, domande, no, su questi temi che insomma 50 minuti circa sono stati espressi. Quindi volevo chiedere se ci sono scusate, interventi tra coloro che hanno ascoltato. Sì, io volevo chiedere un approfondimento alla professoressa, intanto ringraziandola per l'intervento. Volevo alcune sue parole sulla formazione dell'Altobelli in età giovanile, cioè si è sposata ventenne praticamente e ha creato la Federterra all'inizio del Novecento. E volevo sapere cosa le ha permesso di maturare la scelta politica, di impegnarsi per i lavori per i lavoratori della terra. Lei ha sottolineato la formazione repubblicana mazziniana, ma volevo sapere come questo aveva influenzato la direzione del suo impegno politico sindacale. Grazie. Sì. Eh, rispondo subito o... Sì. Meglio direi che Ok. io risponderei subito, sì. No, sicuramente, diciamo, appunto, prima ho parlato del suo impegno a fianco di questo gruppo di giovani repubblicani al seguito di Guido Albertelli, ma poi, diciamo, questa sua scelta di adesione al socialismo si maturò proprio nel contatto ravvicinato che questa prima generazione di organizzatori sindacali e politici socialisti ebbero con le classi lavoratrici di quel periodo. Cioè, questa appunto generazione, cioè l'Altobelli in questo senso, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, si può dire si collocò pienamente proprio in questa cosiddetta generazione dei pionieri, degli apostoli del socialismo, di questi esponenti, di questi personaggi che sostanzialmente andarono veramente al popolo, cioè si impegnarono in un'azione intensa, capillare proprio di propaganda fra i lavoratori, per divulgare quelli che erano i primi concetti della dottrina socialista, naturalmente con parole semplici, perché si deve sempre tenere a mente che questa prima propaganda si svolgeva tra i lavoratori sostanzialmente analfabeti, quindi si doveva praticamente volgarizzare la dottrina, i rudimenti della dottrina marxista attraverso parole semplici, concetti semplici che fossero fruibili direttamente dai lavoratori. E questa scelta, questa vocazione verso l'impegno politico e questa sua scelta socialismo maturò proprio nel confronto diretto con questi lavoratori, nel vedere le condizioni di sfruttamento, soprattutto appunto a cui erano soggette le donne dei campi, che appunto lei chiamava le diseredate fra gli oppressi, cioè individuando proprio nelle donne dei campi diciamo, la punta massima dello sfruttamento della classe lavoratrice. E anche un dato forse importante, che prima non ho abbastanza forse sottolineato, è che, ma che appunto è proprio il proposito di richiamare riguardo al lavoro svolto dall'Altobelli, ma anche da tutta la generazione, da tutti i socialisti della sua generazione,
è che questo lavoro di organizzazione sindacale e politica che loro svolsero proprio tra 800 e 900, sul finire dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, praticamente fu un lavoro di organizzazione e di propaganda in senso classista, ma fu anche un lavoro di vera e propria formazione morale e di educazione anche civile dei lavoratori. Spesso, appunto, il loro lavoro consisteva proprio anche nell'alfabetizzarli in senso proprio, oltre che in senso civico, perché attraverso l'alfabetizzazione ovviamente potevano far passare i concetti che volevano veicolare. E questo lavoro, diciamo, che svolsero tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, si svolse a vantaggio di quelle categorie di lavoratori non più consapevoli e sindacalizzati, come è stato a lungo sostenuto, diciamo, da buona parte della storiografia, ma si svolse proprio a vantaggio delle categorie più umili, più marginali, più prive di diritti appunto del mondo del lavoro. E infatti è un'altra cosa importante da considerare che la Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra, fin dalla sua nascita, quindi fin dal 1901, fu un sindacato di occupati, ma soprattutto di disoccupati, era composto da braccianti, da avventizi, quindi da lavoratori precari che erano sprovvisti di ogni sicurezza del lavoro, ma anche dell'esistenza. L'Altobelli le definiva le formiche erranti più numerose che non hanno mai la sicurezza del pane. Questa organizzazione era composta da mezzadri che erano vessati da patti di lavoro arcaici e nell'ambito di questa variegata categoria del lavoro agricolo, ancora più precaria e più diciamo disagiata era proprio la condizione delle donne che lavoravano nei campi, che venivano impiegate spesso nei lavori stagionali, come ad esempio come mondine, oppure nei lavori a domicilio come sartine o filatrici. E proprio queste lavoratrici, per le condizioni, diciamo, per le caratteristiche di dispersione, di stagionalità, di isolamento che caratterizzava la loro condizione di lavoro, erano quelle più difficilmente raggiungibili dal sindacato, dall'organizzazione, più difficilmente inquadrabili. E più di tutte, diciamo, queste settori marginali del mondo del lavoro riflettevano proprio il carattere ibrido, la frammentazione, il particolarismo che caratterizzava il mondo del lavoro agricolo più di qualunque altro. E fin dall'inizio, proprio fin dall'esordio della sua militanza, l'impegno sindacale di Argentino Altobelli fu di preferenza rivolto proprio a queste categorie, diciamo, più disagiate e più marginali del mondo del lavoro. Un esempio su tutte era praticamente l'impegno incessante che la Altobelli, ma anche diciamo, come organizzatrice, ma anche da segretaria della Federterra, rivolse fin dagli esordi proprio della sua attività politica alle lavoratrici delle risaie. Si impegnò tantissimo, cioè uno degli obiettivi costanti dell'azione della Federazione Nazionale Lavoratori della Terra fu proprio questo impegno a favore delle mondine, delle lavoratrici della risaia, che erano appunto una moltitudine di lavoratrici stagionali, disomogenea, disarticolata, veramente di difficile inquadramento sindacale. Difficile fu la loro mobilitazione e organizzazione. Quindi, diciamo, era proprio nel contatto diretto con i lavoratori che tutta questa prima generazione socialista maturò questa importante vocazione verso l'impegno sindacale e la militanza politica. La ringrazio, chiarissima, grazie. Anche io ho una domanda. Più che una domanda, cosa succede all'indomani del rifiuto dell'Altobelli a partecipare al governo di Mussolini? Cioè, ci sono delle tracce di quello che le accade dopo? Cioè, c'è un controllo, immagino, del quant'altro. E cosa succede poi negli anni successivi? Insomma, immagino un ritiro dall'attività politica, altrimenti non si spiegherebbe la sua permanenza. Sì, Grazie. sì, praticamente l'Altobelli diciamo, negli anni, insomma negli anni, a partire dagli anni, praticamente dal primo dopoguerra, quindi
19, 20, 21, 22, gli anni della crisi dello Stato liberale e dell'emergere appunto dello squadrismo fascista, diciamo, si confrontò con questo fenomeno, individuando fin da subito nel fascismo un fenomeno odioso di classe che proprio non a caso individuava i suoi bersagli privilegiati, i bersagli appunto da distruggere proprio negli uffici di collocamento, che erano il perno della gestione sindacale del mercato del lavoro, e denunciò sempre le violenze compiute dallo squadrismo fascista, quindi in questi anni proprio della rapida, inesorabile crisi dello Stato liberale. E in questi anni di legalità compromessa non rinunciò mai a denunciare questa alterazione della legalità, a denunciare le violenze compiute da anni dei militanti politici e sindacali a danno dei lavoratori stessi in tantissime sedi. Diciamo nei mesi immediatamente precedenti, diciamo, al precipitare degli eventi, quindi all'affermarsi del regime, nei mesi ma anche negli anni, perché in realtà questa crisi dello Stato liberale si prolungò, insomma, per un po' di anni. L'Altobelli, in qualità di segretaria, partecipò a una serie di incontri appunto che si svolsero tra gli organi direttivi del partito, della Confederazione Generale del Lavoro, ehm, si ritrovò, diciamo, con le posizioni che furono espresse proprio dal gruppo parlamentare socialista, dal consiglio direttivo della Confederazione Generale del Lavoro, contro la direzione del Partito Socialista Italiano, che all'epoca appunto era una direzione massimalista. Si espresse infatti a favore di cosiddette ipotesi collaborazionistiche, cioè di quelle che venivano definite dai massimalisti appunto ipotesi collaborazionistiche, cioè si pronunciò in maniera favorevole alla realizzazione di esperienze di governo che comprendessero anche componenti borghesi, ehm, che invece erano che assolutamente non erano accettati dai massimalisti della direzione. Con queste esperienze di governo con le componenti borghesi, questa esperienza, diciamo, di collaborazione con le componenti anche borghesi diciamo, della, insomma, con altre componenti politiche presenti sulla scena pubblica in quel momento, con l'obiettivo prioritario di ristabilire la libertà politiche e sindacali. Ma ovviamente non, diciamo, quando praticamente il resto con la frangia marginale dei riformisti lasciò il Partito Socialista per aderire al PSU di Matteotti e quindi rendersi disponibili a una collaborazione, diciamo, ormai, diciamo, questa ipotesi non era più praticabile, quindi diciamo, nei mesi e negli anni successivi, l'Altobelli si allontanò progressivamente dall'attività politica. La federazione fu oggetto la sede della federazione della Nazionale Lavoratori della Terra fu oggetto di una serie di azioni di distruzione, di devastazione, e quindi sostanzialmente con l'entrata in vigore delle leggi fascistissime, quando vennero sciolte appunto tutte le organizzazioni politiche e sindacali e non fossero appunto quelle del partito fascista, praticamente progressivamente si allontanò dalla vita politica, però diciamo fu sempre sorvegliata dal regime e infatti nei documenti aveva un fascicolo nel casellario politico centrale dove ci sono le prove, appunto, diverse segnalazioni di questi, diciamo, eh, di queste persone incaricate della sua sorveglianza. Si sa appunto da queste note di polizia, si sa che lei mantenne anche negli anni, diciamo, di permanenza appunto a Roma, perché lei si trasferì a Roma a vivere in casa della figlia, che cercò di contattare più volte, cioè si incontrò anche con i vecchi compagni di militanza, con
Rigola, con d'Aragona, e cercò anche di recuperare, diciamo, con loro alcuni documenti, cioè la sua preoccupazione in questa fase, diciamo, conclusiva della sua vita era quella di recuperare dei documenti, delle testimonianze che permettessero a lei anche di scrivere, diciamo, la storia delle battaglie compiute dal sindacato e dal partito. Molti di quei documenti erano finiti, diciamo, distrutti nelle devastazioni che avevano interessato le principali organizzazioni sindacali, appunto, e politiche socialiste. C'era molte lettere che si scambiava anche con Rinaldo Rigola e diciamo, rivelano questa sua preoccupazione, appunto, che tutto il lavoro, la buona, appunto, ricostruire la buona battaglia, no? Questa è un'espressione, quella del titolo che ho messo nel titolo del libro, che l'ho ripresa proprio da una lettera scritta dall'Altobelli, che confrontandosi con i vecchi compagni di militanza si preoccupava di garantire appunto una continuità alla memoria di quest'opera importante di elevazione morale, civile e politica, diciamo, compiuta a vantaggio della classe lavoratrice, perché questo poi sostanzialmente fu l'azione della Federazione Nazionale Lavoratori della Terra. Eh, Organizzarono sicuramente dal punto di vista sindacale, dal punto di vista della classe lavoratori, però si preoccuparono in tutto questo lavoro portato avanti per tanti anni anche di educare i lavoratori alla cittadinanza, educarli all'esercizio del diritto. Questo è un importantissimo aspetto anche della loro attività. Cioè, sicuramente la Federazione Nazionale Lavoratori della Terra, svolgendo questa sua attività in maniera sincrona e affiatata, diciamo, a quella in maniera affiatata e sincrona con quella del partito, riuscirono a esercitare un'influenza durevole sull'azione politica e sulla politica in Italia, anche abilitando, per esempio, le masse rurali all'esercizio, alle cariche politiche, alle cariche pubbliche, all'esercizio del diritto. Questa importantissima opera che loro appunto svolsero anche negli organi consultivi dello Stato, proprio per far approvare le prime leggi di protezione del lavoro e le prime misure di legislazione sociale che poi concretavano, diciamo, la cittadinanza effettiva delle classi lavoratrici, fu un'opera importante, fu un'opera di vera e propria costruzione della cittadinanza delle classi lavoratrici. Ecco, ci sono altri interventi? Ecco, se non ci sono altri interventi, ribadendo che quest'ultimo aspetto, con la natura anche didattica, didascalica, no? Che c'è sempre stata, e anche nella stampa e la propaganda, che pur avendo un tono di convincimento così diretto, anche aggressivo per certi aspetti, Sì. aveva sempre una funzione anche didattica, anche scientifica, anche di insegnamento su vicende di salute, no? E lì in effetti si vede, basta vedere un po' la storia dell'Avanti, quanto fosse didattico fino a quando non divenne direttore Mussolini, che invece aumentò di molto la tiratura, ma aveva un taglio di comunicazione diverso. Beh, io ringrazio infinitamente la professoressa Bianciardi, la ringrazio Io ringrazio voi, per naturalmente. l'intervento, per la cosa, per le tante cose che ci ha detto, per la passione e per la profondità dei suoi studi, e ci sentiremo senz'altro più avanti. E qui Va possiamo bene, vi fare ringrazio altre moltissimo. iniziative insieme, e la ringrazio veramente di cuore. Anche io, grazie a voi tutti, davvero, anche agli intervenuti per l'ascolto, davvero per questa occasione che mi avete dato. Grazie. Grazie ancora e buona serata. Buona Grazie, serata a tutti. buonasera a tutti.